Parla Luca Zaia, il presidente del Veneto, leghista, dice sì alle amministrative prenderemo una bastonata, vorrà dire che è la lezione che ci meritavamo. Questo è il suo commento rispetto alla cronaca di questi giorni. Sentiamo allora Luca Zaia. Scelta di responsabilità nell'interesse del partito, come ha detto più volte Bossi ieri, e soprattutto però gli fa onore anche di aver chiesto una garanzia, che la garanzia è chiara, di fare approfondimenti, di chiarire le posizioni di tutti dei singoli a prescindere dalla loro appartenenza, e poi ha detto chi ha sbagliato, se eventualmente qualcuno ha sbagliato dovrà pagare. Le dimissioni Bossi ha voluto sottolineare che la decisione l'ha presa autonomamente e questo è l'unica verità, non ci sono state alcune pressioni, ma del resto un leader grande come Bossi non poteva che fare così. Andiamo alle amministrative non con grandi credenziali dopo tutta questa polemica, però dobbiamo guardare avanti, pensare che dobbiamo fare chiarezza e che comunque la Lega, che ha sempre professato gli ideali etici, morali e di legalità, deve essere come un palazzo di cristallo, trasparentissimo. Questo è quello che dobbiamo fare. Prenderemo una bastonata, vorrà dire che sarà la lezione che ci meritavamo. E se qualcuno pecca, che sia in alto o in basso, ha peccato, punto e basta, non c'è altro da aggiungere. Renzo Bossi col senno di poi diventa una figura imbarazzante, è stato un errore candidarlo. Guardi, io direi, ma perché nella mia vita mi sono posto questo limite, i familiari debbono restare fuori, come dico sempre, in famiglia ne basta uno. Ma cosa sta succedendo allora in questi